Ebbene, che cosa si sta facendo in questo momento? Con tutti i problemi che abbiamo, con questo è il problema del debito pubblico, dall'altra parte il problema di creare posti di lavoro, di dare vita, lasciar lavorare le nostre imprese. Noi non abbiamo bisogno di aiuti, a noi basta che ci lasciano lavorare, lo dico perché vedo le imprese iscritte alle camere di commercio. Ebbene, no, l'obiettivo più importante di tutti è riformare il titolo quinto, appena riformato e non applicato. E lo possono dire i singoli sindaci qui presenti, che il titolo quinto non è mai stato attuato e prima di attuarlo lo vogliono modificare in senso centralistico. Quindi è il suicidio, andando contro la responsabilizzazione. Mi viene in mente, no, a volte, un'istituzione che dura da più di 2000 anni, qual è? Cosa c'è di più federale come struttura della Chiesa? Pensate, a livello centrale, il Vaticano ha competenze, ma anche qua casomai è uno studio da fare con l'avvocato Morosini, io solo alcune cose, un po' da esperienza, non ho fatto uno studio ad hoc, però è importante, no? Un'istituzione che dura da più di 2000 anni, certo magari non ha certe responsabilità come uno Stato, però dura. Ebbene, a livello centrale hanno solo competenze sui dogmi, ma neanche sulla politica di internazionalizzazione, che normalmente gli Stati hanno, sui dogmi. A livello delle diocesi, dove ci sono i vescovi, totale autonomia su tutto il resto. Pensatevi poi l'altro, il terzo livello, le parrocchie, totale livello di autonomia per le loro competenze, divisione chiarissima di competenze e autonomia totale, sussidiarietà totale. Difatti, quando noi parliamo di sussidiarietà, fra gli enti che la predicano e la attuano di più ci sono le chiese, c'è la nostra religione. La nostra religione, la religione cristiana, si basa proprio sul principio di sussidiarietà. Quindi scusate questa divagazione, ma siccome qualcuno di voi sicuramente frequenta le parrocchie o le chiese, credo che sia anche interessante fare, che fa parte della cultura e del nostro vivere quotidiano, anche questi, diciamo, confronti. Niente, invece a livello statale, lo Stato italiano, che è nato ben dopo la Chiesa, lui sa che cosa bisogna fare, bisogna accentrare tutto. E lì che cosa succede? Che i comuni e le comunità locali diventano sempre più impotenti. Io ho assistito a degli incontri dove tu avevi da una parte i sindaci, addirittura deputati, rappresentanti della finanza, delle forze armate, cittadini consumatori, cittadini produttori, aziende. Ormai io assisto sempre di più all'impotenza, non si sa più, cioè comunità che vogliono cercare di reagire a questa situazione di crisi non sanno più che cosa fare, cioè non si riesce neanche ad avviare un dialogo costruttivo fra l'ente pubblico e il cittadino e l'azienda, perché non hai più strumenti, non riesci a fare nulla, ma neanche dal punto di vista di piccoli atti, di piccole delibere, di piccole iniziative che potrebbero essere invece quelle che scatenano poi di nuovo l'ottimismo, la produttività, la fiducia in se stessi. Ecco, quindi non basta il centralismo che abbiamo, non basta non aver applicato la Costituzione, ma vi pare giusto che uno Stato non applichi la Costituzione che si è dato? Chi è che qui rispetta di più la Costituzione? Chi chiede l'attuazione del Trattato Europeo di Lisbona, la sussidiarietà, come noi? Chi chiede l'applicazione del titolo quinto, quindi autonomia, sussidiarietà, federalismo? O chi gioca contro? Chi è che rispetta di più la Costituzione? Io credo che la rispettiamo di più noi qua. Le riforme, perché si dice che non sono state applicate? L'articolo 116, pensatevi che l'articolo 116 permetterebbe alla nostra regione comunque di avere un'autonomia quasi uguale a quella delle regioni a statuto speciale. Potremmo acquisire talmente tante competenze che potremmo assomigliare alle regioni a statuto speciale, come quelle che noi invidiamo, no? Alto Adige, Sud Tirolo, Trento, Valle d'Aosta. Però bisogna passare per una legge nazionale. Ovviamente questa legge nazionale non arriva.
eppure è prevista dalla Costituzione, che chi desidera farlo, e la Regione del Veneto desidererebbe farlo, ma tutto viene bloccato. Poi ci sono gli articoli che riguardano il federalismo fiscale, 117, 118, sulla parte amministrativa, che prima di tutto è il diritto amministrativo che permette di diventare uno Stato federale, tutto lettera morta. Quindi noi abbiamo un'anima neocentralista che vuole quindi anche modificare, portando, pensatevi, il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario tutto nelle mani dello Stato, esattamente l'opposto della Svizzera, che è uno dei paesi che sta meglio di tutti. Saltano completamente tutti i concetti di autonomia tributaria, salta anche quindi la possibilità che ci siano le aziende che possono, come in Svizzera, scegliere il comune, la provincia, la regione dove instaurarsi, perché in quell'area c'è un vantaggio fiscale. Voi direte, ma c'è confusione. Ma alla fine queste imprese sono contente, perché non è giusto che sia in competizione solo il sistema delle imprese. Secondo me dovrebbe essere in competizione anche il sistema pubblico. Un comune che è più bravo porta delle condizioni migliori di investimento rispetto a un altro comune che invece è meno bravo. Creiamo anche un po' di competizione fra il sistema pubblico. Poi guardate la clausola della supremazia, di fatto c'è già, perché la Corte Costituzionale è tutta nominata da soggetti nazionali che non vogliono assolutamente l'autonomia. Ho guardato rispetto ai ricorsi che ha fatto tutte le regioni italiane, hanno fatto dei ricorsi per esempio sul portare alla tesoreria unica le risorse che le nostre regioni, i nostri enti pubblici hanno. Se voi guardate le interpretazioni e i giudizi della Corte Costituzionale sono ovviamente dei giudizi centralisti che potevano essere solo che dati da un organismo che è assolutamente centralista, quindi ecco che il ritorno dell'interesse nazionale fa parte di questo disegno, blocca qualsiasi, con un'interpretazione qualsiasi, blocca qualsiasi possibilità di autonomia. Quindi, vedete, in altre parole, quello che vi ho già detto, in questa azione si blocca sul nascere non tanto il federalismo, ma una forma, diciamo, di autonomia, di decentramento, accusando il federalismo di colpe che esso non ha. Quindi noi vediamo anche da questi dati che ci troviamo ad avere i soggetti pubblici che comunque per far fronte a livello locale a tutte le spese, che ne hanno molte cui far fronte, voglio vedere quando queste spese dovranno essere tagliate, che cosa succederà ai cittadini per i servizi pubblici essenziali, perché stanno continuando a tagliare a livello locale, non tagliano mai a livello centrale. Ecco che allora ci troveremo sempre ad avere di più spesa e nessuna potestà tributaria, con questo aumentando la deresponsabilizzazione e privilegiando non il merito degli enti che lavorano bene, ma la spesa storica, cioè privilegiando coloro che sono meno virtuosi, perché si deresponsabilizza il sistema. Film già visto. Pensate che abbiamo fatto anche uno studio per cercare di capire non solo la differenza fra le regioni, ma anche i costi dei nostri ministeri, quei ministeri che sanno loro decidere dove tagliare, e ovviamente tagliano sempre non a casa loro, ma a casa degli enti locali. Ebbene, mediamente è un discorso molto difficile questo, perché immaginate voi che tipo di dati bisogna raccogliere. Mediamente i nostri ministeri costano il 70% in più di spese di funzionamento dei ministeri degli altri paesi. Qualcuno ha fatto dei paragoni, il Quirinale rispetto per esempio alla casa regnante di Londra. Beh, è la stessa cosa all'incirca, no? Ci troviamo di fronte a specchi enormi rispetto a quelli di altri paesi. Allora, cosa facciamo? Perché non tagliamo uguali da tutte le parti, o soprattutto non tagliamo coloro che sprecano rispetto invece a coloro che sono virtuosi? Continuiamo a sbagliare. Vi voglio fare un piccolo esempio, lasciatemi portare un pochino di acqua al mulino delle camere di commercio, poca poca. E lo faccio non tanto per le camere di commercio in sé, ma per far capire la trappola nella quale siamo caduti. Sapete che si parla di divide et impera quando si dice mettiamo contro 2 o 3 persone, io che riesco a mettere contro quei 2 o 3 persone, quei 2 o 3 enti, approfittando che loro litigano, io ci guadagno. Ebbene, tutta questa vicenda, province, camere di commercio, l'attacco alle regioni, l'attacco anche ai comuni, guardate che a me sembra, guardandolo da lontano, un divide et impera fatto dallo Stato. A me sembra questo.
ci stanno mettendo l'uno contro l'altro, d'accordo con la stampa, assolutamente, i giornali, scandali, normalmente poi se qualcuno ruba è una responsabilità personale, penale personale, rubano anche a livello statale, non è che diciamo di chiudere lo Stato perché qualcuno ruba o qualcuno viene arrestato a livello nazionale, no? E invece sì, se a livello locale bisogna chiudere tutto, perché qualcuno magari ha rubato, ovvio che qualcuno può succedere che l'abbia fatto, e lo hanno fatto. E allora, vedete, Camera di Commercio mediamente costa 88 euro, 90 l'iscrizione media di un'impresa, quindi meno di Sky, per chi ha abbonato a Sky. Eppure bisognava colpire le Camere di Commercio. E le Camere di Commercio sono un ente locale, con tutti i difetti che hanno, sono comunque un ente locale. Oggi, chi anche ha partecipato a livello locale al tentativo di chiudere le Camere di Commercio, scopre che avendoci portato via il 35%, per prospettiva il 50% delle risorse, mancano per esempio le risorse per i confidi, mancano le risorse per fare i convegni, mancano un sacco di risorse per fare dei progetti sul territorio, per fare qualsiasi iniziativa che prima si poteva fare. È troppo tardi. Così come con le province, tanto poteva essere sanato. Ma attenzione, se distruggiamo gli enti locali, chi ci rappresenta sul territorio? Se abbiamo bisogno di qualcosa, siamo sicuri che andando a Roma il problema lo risolviamo? Andando dal Ministero? Pensiamoci bene, prima di toccare gli enti locali, pensiamoci bene. E vi dirò anche perché in certe regioni come la nostra non ne vale la pena. Qua sempre riguarda le questioni del Camera di Commercio, non mi dilungo su questa. Tutto nasce, questo dramma, uno può dire, beh, è stata la dittatura di Mussolini. Non è vero, non è vero. L'accentramento fiscale non l'ha fatto nemmeno Mussolini, l'ha fatto che non è distante da qua dove era nato, no? Ma dobbiamo pensare, era un prodotto di tutto un sistema. Nascono nel 71 le regioni, cosa succede? Attenzione, bisogna allora accentrare il fisco come diciamo controbilanciamento del potere che viene dato a queste regioni. E che cosa succede? Che da quel momento tutte le tasse vanno a Roma, decreti stammati, comincia a entrare in gioco il criterio della spesa storica. Chi si grazia di più, i deputati, i parlamentari, i senatori, i funzionari ministeriali, più porta a casa al suo comune, alla sua provincia, alla sua regione. Non vale il concetto della capacità anche contributiva del cittadino della propria regione, comune, provincia. E a quel punto c'è l'accentramento fiscale. L'accentramento fiscale è un mostro che nemmeno la legge sul federalismo fiscale, opportunamente bloccata, dico ironicamente, dal governo Monti nel fine del 2011, che portava anche i costi standard un piccolo rimedio allo spreco, potremmo approfondire anche questo tema, ebbene viene bloccata anche la legge sul federalismo fiscale, si rimane sul sistema accentrato fiscalmente. E da di lì che cosa succede? Il debito pubblico. E il debito pubblico, non state ad ascoltare quando sui giornali dicono è colpa degli enti locali, le regioni quanto debito pubblico fanno. Ma cosa volete che faccia gli enti locali di debito pubblico, che non hanno nessun potere? Ma che poteri avete voi con gli enti locali o noi con le Camere di Commercio? Dobbiamo solo lavorare, stare buoni, non abbiamo poteri veri. Il vero potere di fare debito pubblico è dello Stato. E vedete, questa tabellina non è una tabellina fatta chissà da noi che ci siamo svegliati, che ce l'avevamo su in quel momento con i nostri amici dei ministeri. Questa è una tabellina di Banca d'Italia ed è una tabellina molto interessante, anche da chi ama la storia, no? Guardate, là in fondo comincia, pensate che siamo nell'anno del Signore in Unità d'Italia, quindi vediamo se coincide, 1861, debito pubblico basso, ma subito dopo poco comincia ad aumentare, no? Aumenta. Poi aumenta in particolare evidentemente in corrispondenza, vedete il picco, in corrispondenza della guerra, le spese di guerra, no? Appena finita la guerra, consolidamento del debito pubblico, puff, il debito pubblico scende, no? Abbiamo un debito pubblico quindi che scende ma ritorna su nel 1945.
secondo picco, ma supera di poco il 100%, no? Mentre invece il picco precedente arriva al 160%, ricordatevi 160%, lì siamo invece al 100%. Era una situazione abbastanza virtuosa prima, sale per colpa delle spese di guerra, finita la guerra, puff, scende giù a livelli veramente incredibili, arriva anche ad essere al 35%, questo è nel 1965. Poi che cosa succede? Nel 69 comincia a succedere qualcosa, si rimane ancora bassi, però vedete che è un po' più scuro, c'è quel rosso, lì ci sono anche gli enti locali che acquisiscono sempre più competenze di spese e di entrata, ma il guaio inizia invece negli anni 70, accentramento fiscale, spesa pazza, spesa storica, non si guarda più al fatto che bisogna essere risparmiosi e che c'è un collegamento fra il momento dell'imposizione fiscale e il momento della spesa. I più furbi spendono di più, i più bravi invece stanno buoni, spendono di meno. Noi abbiamo i dati che da quando c'è debito pubblico in Italia questa regione non ha mai contribuito a generarlo, mai. Questo veniva anche detto nel Parlamento italiano subito nel dopoguerra. Ci sono degli studi fatti dal Parlamento italiano che dicono la stessa cosa. Ebbene, il debito pubblico scoppia con l'accentramento fiscale, la deresponsabilizzazione. Guardate che razza di salita che fa. Se voi guardate questa slide, bene, tenete conto che il debito pubblico cresce nei nostri, adesso arriva a circa il 135, ma attenzione, è una percentuale sul PIL. Se voi dal PIL tirate via una parte del PIL che è fittizia, che è quella che tiene conto dell'economia nera sommersa, e tirate via quella parte del PIL, quindi il 17%, il debito pubblico è al 165%. Vi ricordate? Era il 160 là? Prima guerra? Siamo al 165% reale di debito pubblico. La differenza unica, per fortuna, abbiamo più soldini ancora nei risparmi finché ci rilasciano. Il debito pubblico quindi cresce e soprattutto quando è cresciuto, da quando abbiamo i governi tecnici, da quando abbiamo governi che hanno accentrato, governi accentratori. Quindi c'è un collegamento fortissimo. Ho ancora 3-4 slide, poi però ci sono altri interventi, poi casomai si può discutere e parlare. Qua vi ho già detto della non applicazione dell'articolo 116 e anche quello sull'autonomia amministrativa il 118, non applicazione, abbiamo già parlato poco fa, però vorrei farvi vedere questa slide qua. Se noi riuscissimo, avendo una spesa pubblica più bassa in Veneto, sono stati citati poco fa i dati da Michele, no? I comuni non ricevono niente, quindi noi abbiamo una spesa pubblica bassa in questa regione. Se noi portassimo le competenze che ci spetterebbero in base all'articolo 116 della Costituzione in Veneto, ci costerebbero di meno, perché noi le gestiremmo più risparmiosi. Guardate la competenza della sanità, voi sapete che la sanità del Veneto, una delle migliori in Italia, è una di quelle che costa di meno. Se arrivasse l'istruzione, bene, avremo un'istruzione migliore che costerebbe di meno, perché la pubblica amministrazione nostra funziona meglio, si libererebbero le risorse, avremmo più risorse per fare cosa? Se avessimo autonomia minimo, piccola autonomia come era prima, come era ai tempi anche di Mussolini, avessimo un po' di più di autonomia tributaria, massimo dell'accentramento uno pensa, ebbene potremmo investire quei soldi e ridurre l'imposizione fiscale alle imprese. Abbiamo fatto un gioco statistico e avremo un aumento del PIL a 2 cifre. Sfido chiunque a dimostrare che questo aumento del PIL non lo avremmo, perché sono numeri. E li potrei spiegare, se qualcuno vuole, approfonditamente, ma sono stati fatti in maniera molto seria, nessuno li è riuscito a contestare fino ad oggi, neanche altri centri studi. Quindi avrebbe un vantaggio tutta l'Italia, tutto il paese.
E invece guardate che cosa succede, questo maledetto residuo fiscale, con questa deresponsabilizzazione e accentramento fiscale si è generato questo mostro. Regioni, quelle arancioni, che prendono un sacco di soldi rispetto a quanto generano come tasse, e regioni come la Lombardia, noi eccetera, che diamo un sacco. Non esiste paese al mondo, anche questo è importante sapere, dove c'è un trasferimento di risorse così massiccio. Questo trasferimento di risorse così massiccio genera il suicidio, genera quell'aumento del debito pubblico, e mi pare che su questo sia abbastanza chiaro. Se qualcuno vuole avere dettagli, questa tabellina dice che praticamente, quello che diceva poco fa Michele, il Veneto, residuo fiscale, 4.000 euro, cioè un terzo delle nostre tasse, non viene reinvestito sul territorio, sfugge via e va investito, non investito, genera sperpero in altre regioni. Magari fosse investito nelle altre regioni, ne avremmo un vantaggio tutti come paese. No, va in spesa fissa, cioè aumenta a dismisura il numero dei dipendenti pubblici e quindi rende la nostra pubblica amministrazione in alcune regioni a livello nazionale ipercostosa, ed ecco perché se noi avessimo più competenze la nostra pubblica amministrazione costerebbe di meno, avremo più risorse per le nostre imprese. Ecco perché l'autonomia ci porterebbe solo che ricchezza, non solo a noi ma a tutto il paese. Questo non la voglio approfondire, ma voi capite che quando c'è un trasferimento di risorse così grandi, il suicidio è quando sei in un mercato comune con gli altri paesi dell'Unione Europea, dove questo non avviene, ti trovi in concorrenza sleale, perché paghi più tasse rispetto alle tasse che pagano le imprese di altri territori. Faccio solo un esempio provocatorio, prima parlavamo della Germania, i bavaresi protestano perché devono dare un 5-6%, 7% delle loro tasse a Berlino. 5, 6, 7%. Sapete cosa vuol dire questo per noi? Che se noi fossimo un land tedesco, provocazione ovviamente, ma è un gioco statistico, noi non dovremmo mandare 20 miliardi di euro persi, ma ne perderemmo, daremmo come aiuto solamente 6,5 miliardi di euro, cioè ce ne rimarrebbero 13,5, che è il bilancio attuale della regione. Immaginatevi cosa non si potrebbe fare con quei soldi in questa regione a beneficio nostro e di tutto il sistema. Questa è la spesa pubblica pazzesca che noi abbiamo, che genera quindi il mostro anche evidentemente della tassazione. E per completare con le ultime due slide, anzi quest'ultima perché la prossima è quella che diceva del debito pubblico quanto è aumentato, per dire perché questo paese non funziona e non può funzionare con politiche che stanno facendo gli attuali governi, non può funzionare, è matematicamente impossibile. Guardate il livello di spesa pubblica, di cui i dati che diceva poco fa prima Michele aveva dato dei dati in valore assoluto, qua sono dati in valore percentuale, e voi vedete presi su base non comunale ma su base neanche provinciale, regionale, si può fare anche su base provinciale, è più difficile su base comunale ma si può, qua è su base regionale. Andiamo da una spesa pubblica in rapporto al PIL della Calabria del 63,6% al Veneto 34,9%. È quello che noi diremo alla Bundesbank. Noi in Veneto abbiamo una spesa pubblica rispetto al PIL che è più bassa di quella che avete voi in Germania. Quindi noi non abbiamo nulla da imparare, noi siamo già con una politica di austerità fortissima. Solo dicendo che questo non vuol dire che anche noi non dobbiamo modificare dei comportamenti, non vuol dire questo che noi non dobbiamo ridurre la spesa pubblica in alcuni comparti, in alcuni settori. È sempre bene cercare di risparmiare, guardare dove si può tagliare va sempre bene, però noi come veneti, lombardi, emiliani, che generiamo tutto questo reddito e abbiamo così poca spesa pubblica in percentuale al PIL, credo che abbiamo diritto di dire la tagliamo ancora di più, ma prima vogliamo vedere che lo facciano gli altri e poi lo faremo anche noi. Ecco, con questo adesso ci ha parlato troppo, lascio la parola a chi mi segue, grazie.